Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Presidente Trevisan, allora un bilancio di questa tappa di Caorle del trofeo di beach rugby. Beh, è stata veramente una tappa fantastica, chiaramente con il Park Vittoria ha dato a tutto molto più spettacolo, è stato molto più spettacolare, c'è stata musica, ma dopo soprattutto i ragazzi questa mattina della 15 e la 17 maschile e femminile e il gruppo seniores oggi veramente hanno onorato questa tappa. Puntiamo il prossimo anno a fare ancora meglio, ancora di più. La prossima settimana, l'8 di luglio, c'è la tappa a Rosolina Mare e quindi è la seconda tappa che viene fatta qui in Veneto del circuito italiano di beach rugby. Appuntamento dunque a Rosolina Mare, un appello affinché la gente accorra numerosa a vedere questo sport, il beach rugby. Sì, il beach rugby è una disciplina molto spettacolare, richiede un'alta preparazione atletica e è un modo dopo per noi come federazione per far mantenere i ragazzi in attività, per farli divertire, perché questa attività va avanti per tutto il mese di luglio e quindi al di fuori dei campionati, dei canoni tradizionali a rugby a 15 è un'attività che fa molto bene al loro fisico, alla loro mente, perché si divertono e dopo anche i club continuano a essere coinvolti con i ragazzi e le ragazze in tutta l'attività. Lei diceva prima che il prossimo anno vorrete fare meglio per quanto riguarda la tappa di Caorle. In che senso volete fare meglio? Cioè dove volete puntare per fare di più? Ma vorremmo puntare alla finale nazionale, da 2 anni che viene svolta nel sud Italia, quindi spero di riuscire all'interno della federazione di portarla qui nel Veneto a Caorle, perché Caorle chiaramente ha il grosso vantaggio di questi spazi che sono spazi quasi introvabili negli altri lidi e qui potremo veramente organizzare una finale di alto livello. Per piacere del fatto, Presidente, che il Veneto è la culla di questo sport in Italia. Sì, chiaramente io comprendo benissimo la federazione che vuole che il rugby chiaramente tocchi tutte le regioni. Chiaramente noi siamo una regione fortunata, però è chiaro che se il rugby vuole crescere deve diventare uno sport nazionale e perché possa diventare uno sport nazionale bisogna che tutte le regioni abbiano una presenza importante.